Seduto al caminetto, riscopro la passione per il caldo tepore del focolare domestico e sto qui beatamente seduto a godermi il riposo, ma improvvisamente il fuoco che scoppietta mi ricorda un altro focolare che si trovava in una fattoria dove lavoravano molte ragazze per la raccolta delle olive in Sicilia. Nedda, l'uccelletto spaventato, la capretta sbrancata, la cerbiatta, l'uccelletto ferito, costretta a lavorare come una schiava, prima per dar da mangiare alla madre ammalata, poi, dopo la morte della madre, per sposarsi con un povero e bravo compaesano, Janu, da cui aspettava un figlio. Ma Janu, per mettere da parte qualche soldo per il matrimonio, era costretto ad accettare, pur essendo malato di malaria, un lavoro pericoloso, durante il quale morì. E come se non bastasse, Nedda vide morire di stenti anche la sua bambina, senza che nessuno la aiutasse, e dopo essere stata cacciata anche dal curato del suo villaggio. Ricordo le storie, le parole, le grida, i pianti e la sofferenza di questa povera donna, soprattutto quando vide morire la sua bambina. Povera bambina, che incominci a soffrire almeno il più tardi che sia possibile. Queste erano le parole di Nedda. Le comari la chiamavano sfacciata perché non era stata ipocrita e perché non era snaturata. Alla povera bimba mancava il latte, giacché alla madre scarseggiava il pane. Ella deperì rapidamente e invano Nedda tentò spremere fra i labbruzzi affamati il sangue del suo seno. Una sera d'inverno, sul tramonto, mentre la neve fioccava sul tetto e il vento scuoteva l'uscio mal chiuso, la povera bambina, tutta fredda, livida, con le mani contratte, diede un ultimo guizzo alla madre e non si mosse più. Nedda la scosse, se la strinse al seno con impeto selvaggio, tentò di scaldarla con l'alito e coi baci, e quando s'accorse che era proprio morta, la depose sul letto dove aveva dormito sua madre, e lei si inginocchiò davanti, con gli occhi asciutti e spalancati, fuor di misura. «O benedette voi che siete morte», esclamò, «o benedetta voi, Vergine Santa, che mi avete tolto la mia creatura per non farla soffrire come me».